Vi invito a iscrivervi al canale, sempre che vi faccia piacere, e ricordo che tutti i miei video sono archiviati nelle omonime playlist in base alla tipologia dei loro contenuti, in particolare importanti per poter seguire con la cronologia giusta i video di cronaca, suddivisi in puntate. Grazie a tutti. Ciao amici! Dunque continua il nostro, chiamiamolo viaggio, la nostra gita sulla Riviera Ligure di Levante. Pochi giorni fa siamo stati a Framura e abbiamo visitato poi alcuni paesini limitrofi alla stessa. Oggi partiamo da Framura e andiamo a Bonassola, compiendo un anello che ci riporterà poi di nuovo qui a Framura. Per fare questa gita vi lascio i consigli che vi dà Eraldo prima di partire, che si trova alla stazione ferroviaria di Framura. Ascoltatelo e venite con noi. Ciao! Ciao ragazzi, dunque oggi ci facciamo il percorso che da Framura porta a Bonassola e torniamo poi indietro ad Anello di nuovo a Framura. In questo momento siamo alla stazione ferroviaria di Framura e consiglio per questa gita di usare il treno. Si può venire in macchina, come si vede ci sono i posteggi, però logicamente nella stagione estiva ci sarà un pedaggio di 2 euro all'ora, perciò regolatevi. Col treno si scende a Framura, si prende quella galleria che porta al Sentiero Azzurro e dal Sentiero Azzurro poi si prosegue verso Bonassola, tornando indietro per la vecchia ferrovia. Lasciamo la stazione ferroviaria, imbocchiamo la galleria. Vedete, qua ci sono dei posteggi, ma sono per i residenti. Una volta usciti da questa galleria troveremo di nuovo dei posteggi e poco più avanti un'altra galleria che condurrà all'inizio del Sentiero Azzurro che ci porterà a Bonassola. Poi da Bonassola, percorrendo la vecchia ferrovia adibita ora come pista ciclabile e pedonale, si ritorna qui a Framura. Ok, allora noi siamo arrivati da quella galleria, ora imbocchiamo questa strada, vedete qui ci sono altri posteggi che ci porterà all'inizio del Sentiero Verde Azzurro e là nell'angolo, se non sbaglio, c'è la scalinata, tanto per cangià, che porta su. Framura vi dà il benvenuto. Questa località si trova nella riviera di Levante. Col treno ci si arriva sorpassando Portofino, Rapallo, si arriva ad Eiva e la stazione successiva è quella di Framura. Logicamente questo percorso è quello quando si parte da Genova. Per chi dovesse arrivare, diciamo, dalla parte di Spezia, le fermate sono altre. Ci sarà Bonassola e poi Framura.
Davanti a noi c'è la vecchia ferrovia dove tanti e tanti anni fa passava il treno, dove ora hanno costruito una pista pedociclabile. Allora, alla fine di questa strada asfaltata, carrozzabile, inizia il sentiero che porta a Bonassola. Qui sulla sinistra vediamo delle indicazioni. Come vedete, quello sotto porta a Framura, a Deiva e a Moneglia, e quello sopra più o meno in un'ora si arriva a Bonassola. Cominciamo a farne un pezzo e poi guardiamo se le gambe di Eraldo di Indiana Hills reggono. C'è subito un bivio, però noi dobbiamo seguire il sentiero Liguria sulla sinistra. Si arrampica subito bene, tutto roccetta. C'ho già il fiatone e sono appena partito. Povero Indiana Hills. I prossimi 73 cominciano a farsi sentire. Mi sa che tra un po' mi tocca scalare il divano e basta. Posso consigliare una cosa: questi sono percorsi a mezza costa, di conseguenza siamo molto vicini al livello del mare e fa caldo. È meglio farli in stagioni quando la temperatura non è eccessiva, autunno, primavera. Anche ora è primavera, però oggi il sole picchia parecchio.